O chiacchieravamo così fuori onda delle responsabilità, è difficile anche attribuirle l'una all'altro, poi bisogna vedere un po' a monte le politiche governative cosa devono fare per cercare di gestire questo fenomeno che non è più di emergenza, ma è, diciamo, un flusso costante che durerà nel tempo. Sta diventando cronico, un problema ma cronico. no, è cronico, assolutamente, però siamo noi che diamo un'immagine di un certo tipo, quindi se tu dai un'immagine di un certo genere, un po' come l'allettamento che c'era anche anni addietro degli Stati Uniti, era un paese più easy, più facile, dove più facilmente si trovava lavoro, allettava i giovani e poi in ere passate tante persone anche del nostro paese ad andare, poi però hanno stretto i freni, hanno messo dei muri, c'è stata anche loro la crisi eccetera, sono cambiati i presupposti, uno sa che deve andarci ma con grande cognizione di causa. Non è che anche noi dovremmo dare un'immagine di un paese dove se ci vuoi arrivare, visto che sono persone intelligenti, perché poi i commentatori che riescono ad entrare in questi centri di accoglienza dicono che sono persone straniere ma intelligenti. Se intelligenti sono, renderli consapevoli di dove vanno a parare, non creare in loro false illusioni, quindi sto parlando a livello governativo, sì, perché noi creiamo false aspettative in queste persone, che altrimenti secondo me una persona coscienziosa, un minimo, visto che non scappano proprio da stragi, guerre, tutti, la maggior parte sono motivi economici, non intraprende un viaggio così rischioso e così aleatorio della propria sorte e destino futuro, dove gli aspettano anni di miseria sostanzialmente, sì. Per che cosa? Se non ha delle aspettative concrete, Sì, c'è una responsabilità anche nel creare un qualche cosa in queste persone. Guardi, io lavoro anche all'estero, per tanto tempo sono stato anche nel Nord Africa ed è vero quello che dice e ti dico, ti faccio degli esempi, no? Quando noi andavamo molto bene, avevamo l'economia fino a insomma 15 anni fa, Florida, insomma, che dava spazio e poteva accogliere soggetti che arrivavano dall'estero, e i nordafricani vedevano questa possibilità e erano incentivati a continuare a venire a domanda. Eravamo recettivi perché avevamo bisogno di manodopera anche qui in quel periodo, e quindi c'era quel flusso perché il nordafricano diceva ok, c'è lavoro e quindi vado. Adesso sta avvenendo la stessa cosa, c'è disponibilità, come dicevi te, perché la gente dal Nord Africa vedono che c'è disponibilità, perché colui che viene qua non ritorna nel proprio paese, perché non viene espulso, non viene fatto ritornare, o comunque se torna dopo mesi e mesi. Quindi cosa succede? Che io che sono nel Nord Africa, sono in Tunisia, vedo il mio amico che parte, che arriva, come arriva, lo sappiamo tutti, arriva e resta lì e non torna subito, mi incentiva a fare la stessa cosa. Quindi bisogna accelerare anche i tempi di rientro dei soggetti, bisogna, insomma, quello che dice è vero, dall'estero noi veniamo visti come dei soggetti comunque ospitali, comunque che c'è qualche possibilità. Dall'altra parte non sanno i dettagli, non sanno che la difficoltà che ci sono, non la vivono come la viviamo noi, delle problematiche di integrazione che ci sono, però giustamente come dici te ci vedono come buoni, come che ancora c'è della possibilità, che comunque anche se non c'è lavoro comunque li teniamo, e quindi continuano a venire, bisogna adoperare un sistema diverso. No, ma a me aveva colpito in modo particolare, ma semplicizzando al massimo, però era un fatto reale. Anni addietro ero stata appunto in Tunisia in un viaggio di piacere, avevo conosciuto delle persone, dei giovani locali che vendevano tappeti, cose, classiche venditori con il negozio di famiglia, benestanti peraltro, vestiti bene, il commercio c'era e tutto. E due di questi ragazzi che chiedevano informazioni, comunque loro volevano imbarcarsi, avevano già tentato un imbarco, erano ritornati indietro, è stato fallimentare perché i loro amici erano arrivati a Milano ed erano da un paio di mesi a Milano. Allora, chiacchierando così ho detto, ma sei convinto? Guarda che in Italia era incominciata la crisi, per cui ho detto, si prosfilano, mancanza di lavoro, cioè, convintissimo, vogliamo andare, ho detto, ma qui stai bene, hai un tetto. E la risposta è stata, ma questi miei amici lì a Milano non lavorano, stanno bene, hanno anche un cellulare e comunque lì ci sono prospettive. Allora io ho detto, ma tu sai dove vivono? Mi dice la zona di Milano,
una zona degradatissima, cioè terrificante, dove vivevano in una stanza con altre, ma l'aveva raccontato in modo gioioso, in realtà stavano in una stanza con altre 10 persone, senza lavoro, in una situazione di degrado totale, appalesando a queste persone che erano nel loro paese chissà che cosa. Allora sì, lì sì. Ma la persona che cioè, è pazzesco. Tu dici, ma tu lasci una vita che non era di pericolo agiata per andare a cercare che cosa? Il disastro, perché alla fine che cosa troverai? Ecco, allora, cose veramente... a mio avviso che bisogna fare su due fronti. Uno, cercare di fare in modo di aiutare nei loro paesi queste persone che comunque farlo. Molti hanno difficoltà veramente, non è un discorso economico, veramente fuggono dalla guerra. Molti vengono per questioni economiche. Quindi bisogna lavorare. L'altra cosa è forse cercare di dare maggiori informazioni sul fatto che in Italia ci sono italiani che muoiono di freddo ancora, è una vergogna che muoiono di freddo in questi giorni, che non c'è lavoro per i giovani. Ecco, magari informare anche di più questi paesi, che alla fine venire qua poi non significa trovare come era un tempo una situazione straordinaria. Ecco, che io credo che bisogna comunque fare un'azione di questo tipo. Mi sembra che il nuovo ministro sta facendo questo. Quanta responsabilità c'è, adesso ti dico collegata anche cosa, nel chi diffonde l'informazione, il diffusore di informazione, e nel far passare certe notizie anziché altre. Faccio il commento: la povera ragazza che purtroppo è morta nel centro di accoglienza e aveva l'aspirazione di diventare estetista a Milano, così si è letto sui giornali, no? Riportato questa notizia, come se aveva delle grandi aspettative di vita. Poi ho parlato con alcune ragazze diplomate tutto milanesi, ambiscono a fare l'estetista, non trovano un posto da un paio d'anni, non ce n'è proprio, a meno che non hai la madre che fa l'estetista e ti porta dentro, è veramente difficile. Allora, chi riporta la notizia dice poverina, aveva davanti a sé una vita che si stava costruendo, poi in realtà era soltanto un sogno, ma come ognuno di noi può conservare dei sogni, sì, no, che sono, in questi casi... cioè, anche il trasportare certe emozioni, il trasmetterle, riportarle come diffusore tra virgolette di informazioni in un certo modo anziché in un altro, va a fomentare sentimenti di un tipo nel caso specifico. Chi non sa queste notizie che tu dici, dice vedi quella là è andata lì come profuga, comunque si stava creando una propria, e quindi al loro paese dicono è morta, però stava cominciando a fare, esatto, sono informazioni sicuramente sbagliate. Infatti io dico che bisognerebbe invece io sono partita dalle notizie del mercato di lavoro proprio per questo, perché per dire che i giovani da noi sono i più disoccupati, sentiamo ancora il 40% di disoccupazione, questi giovani maschi che arrivano qua da noi, che sono quasi tutti giovani maschi, ben poche le famiglie eccetera, che aspettative possono avere? Cioè una volta che usciranno da questa situazione di protezione, tra virgolette, cosa andranno a fare? No, ma infatti noi dobbiamo fare in modo che ci sia, come dicevamo, una situazione che vada ad arginare, aiutare, vedere un po' come fare per cercare o velocizzare anche i rimpatri. Va detto che su 37.000 rimpatri solo 5 poi alla fine 5.000 hanno lasciato. Bassissime. Quindi anche lì poi il discorso della certezza della pena potremo disquisire a lungo. Però ecco, ribadisco, detto questo, noi dobbiamo agire. Io credo che sia sbagliato solo lamentarsi e fomentare un po' la gente, perché comunque spesso capita che la gente viene fomentata, no, dal fatto che ci sono gli extracomunitari, il discorso dell'insicurezza, ribadisco, per fini politici, è un dato di fatto questo, non dico che il problema non c'è, però anche per esempio sulla nostra città, su Padova, c'è i dati della questura, i reati sono diminuiti, no? Quindi voglio dire, la percezione anche che noi abbiamo della sicurezza è cambiata. Sì, però è vero, anche i media in questo caso spesso aiutano in senso negativo, secondo me, perché ognuno fa il proprio lavoro e va a enfatizzare. Però ecco, ribadisco due concetti: il concetto dell'aiutare la gente del loro paese, e questo è un discorso di carattere nazionale, un discorso politico che comunque è a livello locale, cercare quando c'è un certo tipo di situazione di governarla. Ecco, noi dobbiamo governare in ambito locale questa problematica, non dobbiamo subirla, dobbiamo governarla.
come la governi, se la Quindi tieni... gli SPRAR possono essere una soluzione, arrivando concretamente? Io credo di sì. Quindi 40 cos'è la percentuale stabilita? Io credo che 2 persone e mezzo ogni 1000 abitanti, sono tanti, però ribadisco il concetto del dialogo, secondo me è importante. Va detto anche che comunque mi sembra ci sono degli incentivi nei confronti dei comuni che sono all'inizio sì, disponibili. A parte che però anche adesso hanno dato a due comuni, comune limitrofo che è appiccicato, mi pare Agna non ha ricevuto niente, Cone Bagnoli invece sì. Ma il problema, se non si vuole far così, si subisce d'imperio quello che comunque nel caso specifico il prefetto fa, perché il prefetto risponde a delle norme, risponde a qualcuno, quindi ecco perché io credo che il dialogo sia la forma migliore per trovare una soluzione. Dialogo e disciplina nel senso che chi sbaglia deve pagare. E lì entrano in gioco altri meccanismi di applicazione della giustizia. Ma per chi sbaglia parlo anche dei soggetti che gestiscono un po'. E quindi le cooperative che creano lavoro, perché sono cooperative che creano lavoro a tante persone, lo psicologo, il medico, l'assistente. Quindi, secondo me dobbiamo noi governare meglio le cose. Guarda, noi abbiamo la tendenza purtroppo a reagire a delle situazioni che avvengono, reagiamo al terremoto, reagiamo al terrorismo, reagiamo. Invece bisogna passare da un'attività di reazione a un'attività di azione, cercare di agire. Quindi se io so che ho questa problematica devo cercare, ribadisco, di prevenire quello, quindi individuando a livello cittadino una location o più location di un certo tipo, i soggetti che gestiscono questa problematica, cercare di capire chi sono, che cosa intendono fare e così. Ecco, cioè questa a mio avviso, un mio modesto parere, bisogna fare. Potrebbe essere una soluzione. Potrebbe essere un approccio alla soluzione. Vedi, anche qua parliamo di metodo. Io parlo di metodo. Il metodo della condivisione è un metodo sempre vincente, magari è più lento, magari ha bisogno di più passaggi. È vero, però ci sono delle persone che ineluttabilmente, poi siamo anche un paese molto difficile, fatto di tante idee, per una stessa questione ci sono 3000 teste che la pensano diversamente, questa è una cosa che anche all'estero... Anche per il calcio, no? Dicono che siamo tutti allenatori di calcio. Esatto, infatti, e questa è una cosa che... Quando è anche una cosa bella, se vogliamo. Sì, per carità, è bella, però è difficile da governare. E quindi ma è difficile da governare davanti... se ognuno di noi partisse dall'idea che ognuno ha il proprio pensiero. E oggi con tutta la tecnologia che c'è siamo molto informati, quindi tutti quanti, ogni cittadino ormai è informato su tutto, non ha bisogno, c'è una cosa che non capisce, va in internet e vede di cosa si tratta, quindi ormai ognuno di noi ha uno spirito critico. Io spiegavo l'altra volta in una trasmissione che mia figlia di 18 anni va a votare per la prima volta, prima si è informata, spiega, poi dove andare a votare, non so neanche cosa abbia votato per il referendum. Cioè, ormai tutti abbiamo uno spirito critico, quindi qual è il punto? Il punto è che bisogna rispettare l'opinione dell'altro, perché non è detto che la mia opinione sia giusta, la tua deve essere sbagliata. Però è difficile conciliare questi opposti modi di vedere. Ma se si vedono, anziché vederle come opposti, si vedono come delle situazioni spesso essere opposti, essere contrapposti, lo si fa o per questioni di ideologiche o per questioni politiche. Insomma, la mediazione potrebbe essere la soluzione. Io credo di sì. La mediazione non è inciucio, attenzione, la mediazione io credo che sia una cosa importante. Guarda, io credo che quando una soluzione viene presa solo da una testa, magari una soluzione che è più veloce, però potrebbe non essere quella più completa. In ogni caso potrebbe non essere la soluzione che va bene a tutti. Se la soluzione la prendono più persone, c'è più dialogo, più confronto, la soluzione secondo me si arricchisce laddove ovviamente c'è la volontà di fare la giusta sintesi, perché sennò si rischia di perdere troppo tempo, no? Il tempo è importante. Assolutamente sì. Però io resto dell'idea che che le teste che pensano siano un valore, non siano un problema. Perché una testa che pensa è una testa che pensa in termini costruttivi, in termini di portare soluzioni, in termini che pensa non solo per essere arrabbiati o per buttare fango, buttare scredito sugli altri. E questo credo che non sia una testa pensante. Questo è un aspetto emotivo che viene scaricato. La testa pensante è quando c'è un problema e si sforza di capire che soluzioni possono esserci.
Quindi spesso io vedo anche problemi piccoli che non vengono risolti anche a livello locale, perché non ci si concentra sul problema, o almeno si resta concentrati troppo sul problema e non ci si concentra sulla soluzione al problema. Dopo che il problema è stato analizzato, bisogna che tutti quanti si concentrino su che tipo di soluzione bisogna prendere, che poi non accontenterà tutti, non sarà magari la migliore soluzione, ma almeno è quella condivisa, è quella che non crea divisione. Io credo che il momento della divisione, il momento della rabbia, il momento dello scredito verso l'altro, il momento sia finito, perché la gente non ne può più di soggetti che non risolvono i problemi. Beh, questo di sicuro. C'è la gente disaffezionata alla politica, che amministra, perché vede che non gli risolve neanche il problema più semplice. Banale, semplice, assolutamente. Perché anche a livello più semplice si mette dentro la politica, si mette dentro l'ideologia, come dire, il consenso. Allora se io faccio questo ho consenso, se lo faccio perdo di là. Ma questo, se tu hai dei cittadini che hanno dei problemi, bisogna che te li affronti, punto. Chiaro, non assolutamente. Torniamo su questi discorsi, pubblicità, pochi secondi.